Venezia, giro in barca a remi, prime basi della Voga alla Veneta e Forcola. In questo nuovo video vi mostrerò un'uscita in barca a remi con dei cari amici in cui vi mostreremo le basi della Voga Veneta, io proverò a vogare e dimostreremo che non è necessario andare sempre in barca a motore, ma è molto bello anche andare a remi. Esagono. Il video più imbarazzante. Dai adesso. Abbiamo remo e la forcola, ok? Sì, la forcola è dove appoggiamo il remo, per chi non lo sa. Okay. Sarebbe lo scalmo. Lo scalmo, esatto. La forcola perché è la forcella elaborata. Avevo un amico che si chiamava Franco Scalmo, vai vai. Hai visto? Allora il remo, inizio la spinta quasi perpendicolare e poi lo esco, prima di uscirlo lo rigiro, perché nella forcola, la forcola qua è abbastanza piatta, se non lo giro mi scappa via il remo. Ok. Mi scappa via e se non lo giro è anche fatica sprecata. Quindi in acqua lo tengo perpendicolare, lo rigiro prima di uscire dall'acqua e poi lo tiro fuori parallelo all'acqua e via di nuovo. E spingi. Questo quando si voga in due. In due. Poppiere, tu sei poppiere. Che è quello che le timona poppe, praticamente. Timona. E il provino che è quello che voga a prua, che è il motore della barca praticamente. Non posso farvelo vedere adesso per vari motivi. Ok. Mentre se si voga da soli, tipo i gondolieri, okay, il remo rimane quasi sempre in acqua, anche nel recupero si staga, ok. Quando io spingo in avanti la barca va leggermente a sinistra e in recupero va a destra, quindi devo tenerla in acqua leggermente inclinato e raddrizzare la barca. È una specie di piccolo zigzag. Grazie mille Luigi, molto gentile. Peso morto della barca. Quindi il provino sta di fronte, sta davanti, Voga dall'altro lato e spinge e basta. Spinge e basta. Senza direzionare la barca. Mentre il poppiere dirige e gestisce la barca. Sì. E poi c'è il peso morto che sono io. Noi invece siamo in una San Pierotta e indovinate perché? Perché le facevano a San Piero in volta, neanche a dirlo. Adesso ve la faccio così, dopo ve la faccio vedere meglio. Il poppiere rimane sempre in incognito. Questo è un sandoletto che ci viene contro. Non penso ci voglia abbordare, non credo, è lontano. Questi per esempio sono in tre, due vogano lato prua e il poppiere dietro gestisce. Hanno molta più spinta di noi. Penso, non so, forse anche meno peso, chissà. Per esempio è una secca, guardate la secca come fa le onde diverse, ok? Là è praticamente terra. Esatto, dove c'è pochissima acqua e là c'è il nostro sandoletto che cerca di seguirci, ma siamo troppo possenti, noi non ci raggiungerà mai. Vengo in moto così provi l'ebbrezza di venire in moto con me. Ma non hai mica paura, non ti fidi di me? Ci stiamo avvicinando a Murano. Tra l'altro ieri Katy era a casa. Quella dietro, ecco così. Vai. Stavo pensando, devo andare a... non mi ricordo se vuoi adesso che mi sono tolta puoi spostarti anche un po' più di lato così è più leva. Ecco. Leva la leva. Ecco la voga, la Veneta voga in piedi. Il braccio che in effetti dovrebbe spingere Scuola di più voga. è quello verso la forcola interno. Bravissimo. Okay. Perché in maniera Ok, così non quadro. ti gira. Ecco, va benissimo, però vai proprio avanti con tutto il corpo. Va bene, vai avanti con tutto il corpo, non piegare mai la schiena. Okay. La schiena cerca di tenerla dritta. Ok. Fai a pezzetti Oscar che così fa collage. Vabbè che tu...
Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un like se vi piacerà il video. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per poi fare le vostre compere, senza ulteriori spese io prenderò una piccola percentuale. In più se volete aiutare il canale o offrirmi un caffè c'è anche un link ai PayPal. Vi ringrazio. Ah, mi sa che era un pezzo di biennale smontato. Pezzo di biennale smontato. Che presepe? Sì, siamo andati un attimo, però sarà brutto tempo. Guardate da dove hanno preso il tipo della Peroni. La Madonna del Porto, maestro Walter Furlan. Sei convinto? Piccolo video sui parabordi fatti in casa da Lele. Guardate che parabordi eccezionali con la corda. Complimenti Lele. La forcola da poppa ha questi due scalmi, questi due buchi. Ok. Il poppiere quando parte con la barca, quando va pianissimo, utilizza quello più in basso per dare bene la direzione. La direzione, ok. Barca. Poi mette il remo in alto quando la barca è avviata e può spingere di più. Ok. Però gestisce un pochino meno la barca. Questa a differenza della forcola con un buco solo. Questa forcola invece questa che usa da poppa. Stiamo andando addosso al muro, ma comunque ok. Se vanno prima a staccarlo che metterle l'impaccatura. Lo scudo. Faro verde. Famoso sandolo. Questo è il poppiere che ha preso il posto di quello precedente che non ce l'ha più fatta e quindi voga è un po' sulla così. Nerva, cioè in alto. Vola sulla nerva. Voga sulla nerva. Voga sulla nerva, che sembra una parolaccia ma non lo è. Faccio vedere come la marea continua a scendere, arriverà fino a meno 35 alle 4 e come la secca è venuta fuori fisicamente proprio, c'è la terra che viene fuori da dietro le paine. Vabbè, chiudi adesso, dai. Tempo, vabbè, Buttala cima, proviamo una Un gruppo di cormorani che prende il sole. Vediamo se riesco a prenderli da più vicino. Sono lontanissimi. Il cormorano è caratteristico perché a volte si asciuga le ali lasciandole aperte. Si asciuga le ali lasciandole aperte. Guarda, uno è aperto. Sì, ho visto. Un po' più piatta. Da notare il sandalo dei nostri amici che siccome siamo lenti vanno su e giù per perdere tempo perché sono troppo veloci. Sorriso per la stampa! Altri due sciopponi. 1, 2 e il vaporetto che adesso li prendi in pieno. Eccolo. Ali Laguna. Ecco, vogando dove si voga. L'hai fatto partire. Sì, partito. Davanti alle remiere. Figurarsi. Davanti a che viene. Fulcro. No, secondo qualcuno è una leva di secondo tipo. Ecco, cioè stai parlando con una fisica.
a 800 euro e non ho fatto l'assicurazione perché ho detto Ma sei solito tegna, esatto, che non fa la casco. mi ha detto con 200 euro fai l'assicurazione in caso di esplosione. No, dipende dove è messo, perché se lo metti tutto a prua. Ah, ok, se è messo male. Governargli la barca. Se mi affossa la prua, mi fa governare male. Se siete arrivati fino a qua, complimenti. Spero il video vi sia piaciuto e fatemi sapere se volete vedere altri video di altri giretti in barca. Ciao, alla prossima! Guardate quanti pesci ci sono qua. Indovinate perché ci sono tutti sti pesci in sto angolo? Vediamo chi indovina. Iscriviti! 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 Iscriviti!